Cari amici, benvenuti da Mimo Vita ad Agricoltura 4.0, il settimanale di Regione Veneto e Veneto Agricoltura sulla difesa delle colture agricole. Vediamo le notizie in evidenza. Zucche. Temperature ancora troppo elevate per le zucche immagazzinate in ambienti sprovvisti di sistema di refrigerazione. Mantenere quindi arieggiati i magazzini per evitare al momento della lavorazione marciumi esterni ed interni causati dai funghi del genere Fusarium spp. Cavoli verza e cappucci. Per le piogge possibile ripresa delle infezioni batteriche. Sui trapianti in raccolta ai primi di dicembre, in caso di sintomi evidenti, intervenire con prodotti a base di rame, possibilmente sotto forma di idrossido, per impedire la ripresa delle infezioni. I formulati a base di rame non sono curativi ma agiscono in modo preventivo. Piante hobbistiche. Riporre in luoghi riparati le piante ornamentali sensibili, attacchi di cocciniglia rilevabili su agrumi in vaso, sintomi, l'ingiallimento delle foglie e la presenza dell'insetto su rami o piccioli. Nel caso, tagliare i rami più colpiti e bagnare con un mix di oli e sapone di Marsiglia. Per un controllo chimico, invece, impiegare olio minerale bianco. Attenzione, per un uso non professionale di quest'olio, le confezioni disponibili nei supermercati o garden riportano in etichetta l'acronimo di prodotto fitosanitario non professionale per ornamentali, PFNPO. E ora vediamo l'approfondimento di oggi dedicato alle attività culturali di questo periodo per l'asparago. Noi ci rivediamo la settimana prossima, arrivederci. Qui siamo in un campo di asparagi, in una fase particolare, la fase in cui bisogna intervenire sulle piante secche. Certo, allora siamo in una fase fondamentale perché dalla gestione della parte secca che si vede alle mie spalle praticamente vado a interferire sulla sanità delle piante per il prossimo anno. Per cui in questa fase io devo tagliarla completamente senza danneggiare, diciamo, la parte delle radici che rimangono sotto, e dopodiché asportare completamente, in base anche alla tipologia e alla meccanica dell'azienda, alla sua struttura, asportare completamente e distruggerle, diciamo, non certo in questo ambiente. Perché come abbiamo visto prima ci sono dei residui di malattie fungine in particolar modo che si vedono nella parte lungo il fusto oppure anche nei rami. Per cui il fatto che i funghi si conservano all'interno di queste parti per il periodo invernale, quando in primavera ho le condizioni di umidità, di temperatura per riprendersi, praticamente il fungo comincia ad infettare ancora le piante e lo fa nella fase dei turioni. Praticamente adesso, quando siamo in marzo, loro fanno le baulature, vengono coperte con dei teli pacciamanti, dopodiché la pianta comincia a crescere, cioè si tira via il telo pacciamante, si va a raccogliere, diciamo, il turione. Se ci sono dei residui di cultura infetta, dei funghi infetti, loro vanno a attaccare ovviamente le nuove piante. Questo è un problema che si sta verificando in questi ultimi 5 anni, diciamo, proprio perché c'è un cambiamento climatico. Ed è l'unico intervento che si può fare per abbattere l'attacco dei funghi alla pianta. Sì, perché non ci sono prodotti fitosanitari autorizzati ed applicabili in questo momento per cercare di sanificare il terreno, diciamo, per cui la prevenzione o il fatto di appunto pulire è un sistema ottimale.